Portoviro, tutto pronto per l'inaugurazione della piazza di San Giusto e siamo con i protagonisti di questo straordinario murales che stanno abbellendo la città di Portoviro. Sono qua col sindaco, se ci vuole presentare le sue ospiti. Allora sì, vi presento Daniela Pavan, che è un po' la PR, sostanzialmente, utilizzando un termine non proprio scientifico, del festival Wallaby, che a Portoviro diventa V1, e Federica Sansoni invece, che è l'art director, sempre la direttrice artistica del festival, che praticamente dalla giornata di mercoledì, grosso modo, è arrivato a Portoviro e a Portoviro ha cominciato a prendere forma, a prendere colore in alcuni punti della città. E noi siamo molto orgogliose, molto felici di essere qui con il Comune di Portoviro e con il Sindaco per celebrare insieme i 25 anni della fusione di Donada e Contarina. Proprio dietro di noi abbiamo Artez, artista serbo di fama internazionale, a cui è stato assegnato il muro, se vogliamo, di ingresso al Comune di Portoviro, e che quindi ha anche il compito di dare il benvenuto a chi arriva nella città. E infatti, come potete vedere, sta prendendo forma la sua opera, che tra l'altro richiama proprio l'unione tra Donada e Contarina, rappresentata dalle due figure femminili che vedete alle nostre spalle. E anche i colori dei vestiti di entrambe le figure femminili richiamano un po' i colori che caratterizzavano gli stemmi dei due comuni, di Donada e di Contarina. Oltre ad Artez, siamo orgogliose di ospitare qui a Portoviro anche altri 3 artisti. Abbiamo Pao, che sta lavorando sul muro della ludoteca La Bottega di Pinocchio, e che sta realizzando un'opera che richiama proprio la storia, la favola di Pinocchio. Poi abbiamo Cheone, Cosimo Caiffa all'anagrafe, che sta lavorando sul muro di una delle casette Ater che danno sulla piazza Caduti Triestini, che sarà inaugurata domani, e che sta concludendo la realizzazione di un'opera tridimensionale che sembra quasi, diciamo, interagire, se vogliamo, con l'ecosistema circostante, quindi con la siepe che fa parte del giardino della casetta in cui l'opera è stata realizzata. E poi abbiamo Zente Querente all'anagrafe Luca Vallese, artista locale ma di fama anche nazionale ed europea, che sta lavorando sul muro che è di cinta della biblioteca della città, realizzando un'opera che, attraverso il simbolismo e i riferimenti, se vogliamo, alla tecnica delle illustrazioni a china, racconta un po' il potere e l'importanza che la cultura ha per tutti noi. Io vorrei, come prima cosa, ringraziare ovviamente il sindaco Maura Veronese e il comune di Portoviro per aver avviato questo percorso, un percorso dedicato all'arte, e siamo sicuri, insomma, che è un inizio e continuerà nei prossimi anni, perché è un progetto di alto valore. Vorrei ringraziare per questo inizio Fondazione Cariparo, Cassa di risparmio di Rovigo e Padova, che ci ha sostenuto fin da subito, e quindi ecco, questi sono i 2 ringraziamenti più importanti. Poi dopo avremo modo anche domani, in occasione dell'inaugurazione della piazza, di ringraziare anche i partner che ci hanno seguito in questo percorso, quindi grazie.